potevamo aspirare ad un mondo migliore. Ciao Vittorio! Ciao Vittorio! I bambini di quinta hanno preparato, l'avevano preparata già in occasione anche dell'amico albero che non siamo riusciti a venire. Abbiamo preparato questo bellissimo albero, lo vedete? Sì. Che è un albero di pietra, c'è scritto classe quarta, classe prima e classe quinta, amico albero. Noi questo amico albero lo vogliamo dedicare a questa persona di cui vi ho parlato, Vittorio. Vittorio sarà sempre qua al parco, come sarà sempre al Cervo, perché ancora adesso noi lo vediamo girare per le vie di Cervo, anche se non c'è più, perché è sempre stato presente, è sempre venuto al Ciappà e ha sempre amato questo parco. Tutte le volte che verremo al parco e vedremo questo albero, ci ricorderemo di Vittorio. Come ci ricordiamo tutti gli anni quando veniamo al parco, lo vedete quel bell'ulivo? Adesso quando andate in giro per il parco lo guardate, quell'ulivo lì lo abbiamo piantato a ricordo di un altro nostro grandissimo amico, che purtroppo è venuto a mancare anche lui, ma ci ha sempre dato una mano, poi andate a vedere come si chiamava, ci ha sempre dato una mano per organizzare questo parco, questa bella manifestazione al Parco del Ciappà. Quindi questa la lasceremo lì in ricordo di Vittorio, e tutte le volte che verremo al parco guarderemo e ci ricorderemo di tanti nostri amici che ci hanno aiutato, ok? Allora adesso farei così, vi farei mangiare perché poi inizieremo la caccia al tesoro.